Lascio la parola al professor Andrea Gargiulo, il fondatore di Musica in Gioco, che fungerà da moderatore in questa terza sessione. Sì, sarò brevissimo e chiedo cortesemente ai relatori appunto di stare nei tempi. Abbiamo già concordato con Francesca che io farò l'aguzzino, cioè 3 minuti prima della scadenza dei 15 minuti, una sorta di big band, lieve e brevissimo, in maniera tale da dare anche lo spazio finale per eventuali domande e un'interlocuzione col pubblico che è fondamentale. Quindi nel frattempo presento Francesca Vergani, che è appunto una delle grandi rappresentanti del sistema Esagramma, un sistema che lei stesso adesso vi presenterà e che è fondato su una proposta di orchestra immersiva con ragazzi con diverse abilità. Quindi non tolgo altro tempo e lascio la parola a Francesca. Grazie. Grazie, buongiorno a tutti. Appunto io sono Francesca Vergani, provo un attimo, ok, perfetto, di Fondazione Securi Esagramma Onlus, sono un violinista musicologo in attesa di discutere la tesi di dottorato in pedagogia e appunto vengo da una storia un po' diversa rispetto a quelle che stamattina sono state raccontate, ma di cui come Esagramma siamo molto felici di vedere convergere delle azioni, convergere delle iniziative per rendere il contesto dell'orchestra accessibile e un contesto di formazione per l'uomo e per la donna, per la persona. Perché Esagramma è adesso una fondazione, ma è un'associazione che nasce all'inizio degli anni '80 proprio con l'obiettivo di rendere il contesto e l'esperienza dell'orchestra accessibili a tutti e tutte, proprio con un desiderio e di condividere un contesto di formazione che può essere significativo per tutti. Non vuol dire solamente acquisire delle competenze musicali, ma vuol dire mettersi in gioco da un punto di vista di relazione, di esposizione di sé, di modulazione del proprio comportamento musicale ma anche relazionale, che può essere molto significativo per, come si diceva stamattina, la vita civile, lo sviluppo della persona dal punto di vista intellettivo, cognitivo, emotivo, sociale. Per cui Esagramma, nei suoi quasi 40 anni di storia, ha cercato di proporre il contesto dell'orchestra in molti ambiti. A partire dalle guide all'ascolto per rendere le composizioni musicali accessibili e più familiari, a percorsi con bambini, ragazzi e adulti con disabilità che potessero aiutare a guadagnare delle competenze dal punto di vista relazionale, di esposizione, e che potessero permettere loro di donare competenza e ricchezza e bellezza, come dicevano prima stamattina i direttori e fondatori di Manos Blancas, perché si potesse diventare corpo artistico che si esprime per una competenza acquisita e una bellezza studiata da donare al pubblico, ai compagni, a coloro che suonano in orchestra o che performano insieme. Con l'idea, che si evince anche dal nome Esagramma, che un contesto inclusivo debba essere un contesto ricco e che per creare inclusione sia necessario aggiungere sempre, invece che togliere o semplificare. Aggiungere, perché dalle tante possibilità nasce un posto per ciascuno, nasce la possibilità di entrare per tutti e per tutte, anche se non ho una competenza specifica strumentale ancora, anche se ho delle difficoltà dal punto di vista di relazione, di esposizione, anche se vedo la musica come un contesto non cruciale per la mia vita, per cui mi sto occupando e facendo altro. Per cui arricchendo il contesto da molti punti di vista e scegliendo per cui in primis l'orchestra, perché ovviamente esistono moltissime possibilità e combinazioni di ensemble musicali, ma
l'ensemble dell'orchestra si è subito evidenziato come particolarmente affascinante per la ricchezza delle voci, perché ovviamente, come immagino sicuramente tutti abbiamo in mente, essere all'interno dell'orchestra un violino, un'arpa, un timpano, vuol dire avere ruoli differenti, vuol dire esporsi dal punto di vista tecnico ma anche relazionale in modi diversi all'interno del gruppo, e quindi avere la possibilità di vivere molti ruoli e di provare modalità di interazione e accordarci con le modalità di interazione di ogni strumento vuol dire poter interpretare diverse parti e, interpretando, acquisire delle competenze di modulabilità. La stessa ricchezza viene dalle partiture. Esagramma ha scelto fin da subito di lavorare per lo più, ovviamente ci sono molte altre possibilità, ma per lo più con il repertorio sinfonico di musica classica, perché anche in questo caso la ricchezza data dagli strumenti, ma anche dalle forme e dalle possibilità dialogiche e di complessità possibile date da questo repertorio, ci sono sembrate affascinanti, da rielaborare in modo che ci potesse essere una parte significativa per tutti, anche se non tecnicamente difficile all'inizio, perché per entrare in orchestra immediatamente ovviamente c'è bisogno di una parte che tecnicamente non sia complessa, ma che sia strutturalmente significativa. Un'altra modalità fondamentale dell'approccio di Esagramma, come si diceva anche stamattina, come diceva Andrea anche stamattina, è la multimodalità, che adesso ovviamente in ambito della pedagogia dell'inclusione, con gli approcci di universal design, è molto proposta, è molto riletta e utilizzata, perché proprio non per tutti lo stesso mezzo di istruzione e di espressione può essere il mezzo più favorevole. E quindi il fatto di, anche qui, aggiungere e arricchire il contesto con non solo la partitura scritta, ma anche una modalità di conduzione che mima il gesto strumentale e suggerisce, anche con l'imitazione di un compagno un po' più esperto o di un musicista professionista, anche con un ampliamento di possibilità dal punto di vista della lettura e della scrittura e dell'interpretazione grafica degli interventi musicali, possano arricchire anche qui le modalità d'ingresso, in modo che ciascuno trovi il suo. Ovviamente sempre con l'obiettivo di lavorare con tutti su, ovviamente, l'autonomia, la condivisione di una cultura che è anche quella di leggere lo spartito piuttosto che di avere un ruolo autonomo all'interno del gruppo, con tutte le modalità possibili e attraverso molti mezzi. Appunto, perché proprio l'orchestra? Si parlava stamattina dei passi che le neuroscienze hanno fatto nel dimostrare la formatività del musicale sulla plasticità del cervello, piuttosto che su molte modalità. L'orchestra e il fare musica insieme è un contesto fondamentalmente di relazione, in cui è necessario ascoltarsi, supportarsi, curare il proprio suono, piuttosto che dialogare e imparare a modulare le proprie modalità e il proprio suono a seconda di quello che il contesto ci chiede. E dal punto di vista inclusivo è anche una metafora molto potente e molto spesso anche utilizzata, ma che, vivendola dall'interno del contesto musicale, è anche molto chiara. L'orchestra non vivrebbe senza la ricchezza delle differenze che gli strumenti portano al suo interno. Se ogni strumento non avesse un timbro specifico, non avesse una tecnica di emissione specifica, non avesse le sue parti che sono diverse da quelle degli altri, non esisterebbe la ricchezza del prodotto sinfonico. Ovviamente dal punto di vista inclusivo vediamo subito che questo può essere un grandissimo vantaggio, un'esperienza molto significativa se utilizzata per una riflessione sull'inclusione.
Oltretutto, appunto, abbiamo già detto che è una palestra anche non solo di bellezza, ma di vissuti emotivi e di paesaggi e di racconti, che ci permette di entrare in un contesto artistico che narra di grandi emozioni, di grandi avvenimenti, di grandi pensieri, in modo che chiunque possa avere accesso a un'esperienza così sofisticata e ricca. Appunto, l'abbiamo già detto, applicato in molti contesti, in particolare oggi farei sentire brevemente un piccolo video, ok, che può mostrare possibili... Purtroppo abbiamo troppo poco tempo per vederlo tutto, ma ovviamente se uno è interessato a guardare un po' di cose si trovano sul canale YouTube di Esagramma, perché mi faceva piacere parlare, visto che si sono raccontate molte esperienze oggi, raccontare anche uno degli ultimi progetti di Esagramma, proprio perché ultimamente molto ci fa piacere e ci teniamo a condividere con la scuola. A condividere con la scuola perché da questi 40 anni di storia si possa veramente seminare in tanti contesti, perché l'educazione musicale, la partecipazione alle orchestre della scuola possa essere sempre di più per tutti e per tutte. E quindi in quest'ultimo anno abbiamo fatto con questa scuola di Quartoggiaro, un quartiere periferico abbastanza complesso di Milano, questo progetto che si chiama Prova l'Orchestra, in cui proprio con l'obiettivo di creare delle occasioni e dei punti di partenza e di lancio e di passione per tutti i ragazzi di questa scuola, per tutti i ragazzi di questa scuola, anche per, appunto, per dare la possibilità di appassionarsi a uno strumento, per avere dei contesti di collaborazione e di riflessione, come dicevamo prima, ovviamente adatti all'età, su uno stare insieme che valorizza le potenzialità di tutti. E quindi gli studenti di questo istituto comprensivo hanno partecipato a una serie di laboratori orchestrali in cui ogni classe è diventata una piccola orchestra e ha dato l'occasione a tutti i ragazzi di provare diversi strumenti, di sentire, di essere capaci, come diceva uno dei ragazzi. È bella questo suonare nell'orchestra perché mi sento bravo. Perché ovviamente il fatto di avere strategie di accessibilità per tutti e che permettono a ciascuno di fare una parte bella e importante nell'orchestra, ovviamente ci dà la possibilità di sentirci bravi
anche se non capita tanto spesso a scuola. E quindi diventando piccole orchestre e con poi laboratori estivi che saranno svolti anche quest'estate, e di condividere soprattutto, come dicevamo, strategie coi docenti attraverso un percorso di formazione che hanno partecipato ai laboratori con i ragazzi, quindi hanno visto, hanno discusso, hanno avuto dei momenti di riflessione di equip specifici, in modo che poi possano andare, possano fare tesoro di questa esperienza e di, speriamo, una continuazione di questo progetto negli anni a venire, in modo che si possa anche radicare un pochino all'interno della proposta formativa di questa scuola. Sono rimasti 4 secondi, quindi grazie, io vi ringrazio. Auguro a tutti una buona continuazione. Grazie Francesca. Ringrazio Francesca, oltre per la bella testimonianza e le belle cose che ci ha detto, anche per la precisione più che svizzera. Io non ti stavo neanche interrompendo, grazie davvero. No, sei stata precisissima, 15 minuti svizzeri. Benissimo, il prossimo relatore purtroppo non sarà in presenza per impegni, sovvenuti istituzionali. È il professor Colazzo, Salvatore Colazzo, professore ordinario di pedagogia sperimentale dell'Università del Salento e anche stato già preside della Facoltà di Scienze della Formazione e attualmente già professore di conservatorio. Abbiamo avuto la fortuna, non per lui, per me, di essere suo collega in conservatorio a Bari per alcuni anni e ci siamo ritrovati a distanza di anni. Lui coltiva con attenzione lo studio chiaramente delle bande e delle orchestre di comunità, quindi cosiddette cori e orchestre sociali, nella cosiddetta musica di comunità. E adesso lui farà un intervento registrato, quindi ascolteremo un suo video e niente, cosa molto importante, l'attività della musica viene vista tra le varie attività per lo sviluppo della comunità, quindi lo sviluppo armonico, culturale di una comunità non può prescindere da uno studio antropologico e da uno studio della musica, vista in questo caso come volano di sviluppo personale e appunto di comunità. Quindi chiedo per favore di mandare il video, grazie. Nel XIX secolo il principale mezzo di diffusione della musica a livello popolare fu la banda, la quale assolse a una fondamentale funzione, quella di connettere la cultura alta e la cultura bassa. In Puglia, patria della cosiddetta banda da giro, il melodramma, appannaggio della borghesia, trovò la possibilità di giungere fino al popolo grazie all'attività di mediazione di compositori che, arrangiando opportunamente l'opera, la portarono in forma strumentale sulle piazze a giovamento delle comunità locali. I musicisti erano dilettanti e provenienti dal popolo che si approssimavano alla banda anche con la speranza di integrare i loro umili redditi. Essi erano istruiti da un maestro che trasferiva in forma facilitata il metodo di alfabetizzazione musicale da lui appreso nel conservatorio, il famigerato solfeggio, e insegnava con opportuni esercizi a suonare lo spartito per poi giungere alla concertazione dei brani e alla loro esecuzione. La banda entra in crisi a partire dagli anni '80 del secolo scorso anche in ragione della pressione esercitata dalla diffusione immediata della musica che ha favorito lo spontaneismo delle band rock e pop fino all'avvento dei più recenti fenomeni dell'hip hop, del rap, del trap, la diffusione della musica in ogni fascia della popolazione come conseguenza di questa mediatizzazione della musica, con una segmentazione delle forme e delle modalità di fruizione
intanto induceva a richiedere una maggiore presenza dell'educazione musicale, in precedenza quasi del tutto assente nei curricoli scolastici, richiesta a cui almeno in parte si tentava di far fronte, scoprendo però alcune fondamentali ancora fondamentalmente insuperate contraddizioni. La principale di queste contraddizioni era costituita dal non comprendere come fosse necessaria una doppia, organica e sinergica riforma, quella dell'istruzione e quella dell'educazione musicale. E invece la didattica conservatoriale riusciva, coi suoi limiti, legati alla storia delle modalità di professionalizzazione della figura del musicista, a inficiare l'apprendimento della musica in ogni altro ordine di scuola, poiché non in linea con le esigenze diffuse di un rapporto essenzialmente ludico, esperienzialmente significativo col fatto musicale, poco interessato alla distinzione tra musica colta e musica di consumo. Non che non ci siano stati generosi tentativi di innovare la didattica della musica facendo tesoro delle principali proposte maturate in ambito internazionale sin dai primi decenni del secolo XX, non solo i cosiddetti metodi classici, Orff, Seidel, Cross, eccetera, ma anche proposte più recenti fondate sulle evidenze emergenti in ambito psicopedagogico e semiologico, intenzionate a legare le riflessioni pedagogiche con le intuizioni estetiche e poetiche delle avanguardie musicali, che hanno procurato una ridefinizione del concetto di musica e delle pratiche compositive. Quei tentativi contenevano una sostanziale critica alla didattica musicale per come veniva condotta generalmente nelle scuole italiane, che potremmo riassumere fondamentalmente in questi passaggi. La didattica tradizionale è caratterizzata dalla incapacità di connettere le proposte educative con i bisogni cognitivi e affettivi dei soggetti. La didattica tradizionale ha la tendenza a privilegiare il fatto tecnico con scarsa preoccupazione a collegare l'evento musicale al contesto culturale di riferimento. La didattica tradizionale assegna un peso eccessivo ai repertori colti, trascurando le abitudini di ascolto e i gusti musicali degli allievi, ovvero fa riferimento a dei repertori popolari, anch'essi e forse ancor più lontani dalle abitudini di ascolto e dai gusti musicali degli allievi. Insufficiente la musica tradizionale, la didattica musicale tradizionale ha un'insufficiente considerazione della dimensione creativa dell'esperienza musicale. Sotto il profilo strettamente metodologico si contestava l'organizzazione dell'insegnamento in forma analitica, proponendosi di costruire un itinerario dal semplice al complesso e deduttivistica, partendo dalla teoria per pervenire alla pratica, concepita in termini applicativi. Si riteneva insomma che per apprendere la musica e imparare a suonare uno strumento si dovesse seguire un percorso lineare, consolidando passo dopo passo ogni singola acquisizione. La musica d'insieme appariva come un traguardo a cui pervenire dopo un lavoro individuale più o meno lungo. L'innovazione didattica si qualificò come un tentativo di approcciarsi alla musica a partire dalle pratiche sociali che la riguardano, evitando di enfatizzare gli aspetti strettamente tecnici dei fatti musicali. Non dava per scontato il concetto di musica, contestava il fatto che non si considerasse quanto varie fossero le pratiche musicali a cui gli uomini si applicano, tollerando la musica o favorendo la musica, una molteplicità di progetti individuali e sociali. Relativamente alla esecuzione si perviene progressivamente ad un rovesciamento, cioè si ipotizza di poter privilegiare la musica
la pratica musicale di insieme come tentativo di creare un artefatto collettivo con il grado di abilità che ci si ritrova in questo dato momento, da esercitare e affinare in una comunità di pratiche in cui le competenze sociali diventano il presupposto per lo sviluppo di competenze di tipo cognitivo e motorio, e diremmo anche affettivo, evidentemente. Dal lineare si passa infine coraggiosamente al reticolare. Questo transito si profila come decisivo, visto che la rete è diventata oggi metafora influente della situazione sociale ed esistenziale che viviamo, è caratterizzata dalla complessità. La didattica reticolare accoglie la sfida del principio della rete. La rete è una struttura aperta in cui si può entrare da qualsiasi parte. La rete è capace di continui adattamenti e di crescere in molteplici direzioni, consente la coesistenza di una pluralità di elementi che trovano coerenza solo in una rete, che meglio di ogni altra struttura tollera differenze che vanno a definire poi un tutt'uno. La didattica reticolare parte dal presupposto che ogni situazione formativa è a sé, ritiene che il sapere abbia natura rizomatica, pertanto non è necessario trasmetterlo in forma organizzata gerarchicamente. L'esperienza è tanto più è tanto importante, è tanto e quanto importante il concetto la riflessione è il risultato sostanzialmente del tentativo di organizzare le proprie percezioni corporee, dando ad esse coerenza. Presuppone la natura sociale del conoscere. Secondo i principi della didattica reticolare, i ragazzi ricevono in parallelo numerose informazioni, per lo più trasmesse attraverso il fare, e hanno la possibilità di elaborarle individualmente e in gruppo. In tal modo l'interesse e la motivazione all'apprendimento sono continuamente alimentati attraverso attività che stimolano l'iniziativa e la soluzione originale dei problemi, l'interazione e la competizione positiva con i compagni. L'approfondimento delle tecniche strumentali si inserisce all'interno del sistema didattico, integrando conoscenze e competenze specifiche necessarie per guidare gli aspiranti musicisti verso una sempre maggiore consapevolezza e padronanza tecniche. Tuttavia, rispetto alla tradizionale lezione individuale, l'approfondimento delle attività strumentali si differenzia per alcune modalità, prima tra tutte quella di svolgersi attraverso incontri collettivi secondo svariate configurazioni. L'interesse dei ragazzi è indirizzato su molti foci che possono essere processati in parallelo senza cioè seguire un percorso lineare sequenziale. Viene sollecitato un uso creativo dei mezzi tecnici allo scopo di sviluppare una maggiore capacità espressiva e comunicativa. La tecnica deve essere un mezzo e non un fine. Con quei pochi elementi tecnici che i ragazzi conoscono, devono poter sperimentare la musica nella sua complessità. Man mano che acquisiranno maggiore padronanza esecutiva, sapranno anche ottenere soluzioni più articolate e manifesteranno maggiori capacità espressive. In questo modo viene sempre sostenuta la curiosità e la voglia di apprendere. Riassumendo, una criteriologia didattica atta a definire la didattica reticolare sarà così delineata: stimolare in parallelo e sin dal primo momento l'interesse molteplice del ragazzo, la lettura e l'interpretazione dello spartito, l'ascolto, l'educazione dell'orecchio, l'improvvisazione estemporanea e la composizione creativa. Troppo spesso concentrati sull'insegnamento delle tecniche utili alla lettura e alla interpretazione dello spartito, finiamo col disinteressarci a sviluppare la musicalità e la creatività, rinviando ciò a un momento successivo all'acquisizione delle competenze tecniche.
cogliere tutti i vantaggi insiti nelle dinamiche di gruppo, la competizione positiva, il confronto tra pari, la socializzazione. Ogni nuovo elemento tecnico può essere proposto nei termini di una nuova sfida da affrontare. In gruppo è possibile trasformare ogni attività in un gioco in cui ciascuno mette alla prova la propria destrezza strumentale, e ciò rappresenta un fattore motivante all'apprendimento. Può essere utile affiancare il concetto di didattica reticolare a quello di didattica semplessa, come ci ha insegnato Berthoz, a cui dobbiamo il costrutto di semplessità, riferito però al mondo biologico. È stato Maurizio Sibilio a sviluppare la trasferibilità nel contesto pedagogico, almeno in Italia. La semplessità è la strategia del vivente per agire nella complessità. Possiamo dire che è una riduzione della complessità in virtù di un processo di adattamento che crea un accoppiamento strutturale individuo-ambiente, esito di una reiterazione delle interazioni. Questo significa che il contesto di insegnamento-apprendimento può essere letto come una forma di adattamento sistemico che consente la gestione della complessità in virtù delle relazioni sistemiche che caratterizzano gli attori e gli ambienti in cui essi operano. In ambito musicale è la capacità di costruire quella che Della Landa ha definito condotta musicale. Condotta musicale è la strategia comportamentale messa in atto dall'individuo per pervenire ad uno scopo. Nel nostro specifico caso, quello della musica d'insieme, è la possibilità di definire una situazione potenzialmente entropica, in modo da ottenere però dei risultati esteticamente soddisfacenti, con la messa in atto di strategie affidate nel dettaglio realizzativo alla libertà dei singoli, che attraverso un processo di adattamento, di regolazione reciproca, pervengono a provvisorie forme di stabilizzazione del sistema, del quale evidentemente è parte integrante anche il docente. Appare abbastanza chiaro che nel lavoro con gli altri, cercando di rendersi funzionale all'obiettivo comune, il soggetto costruisce se stesso come elemento funzionale alla definizione di una cultura locale. Da parte del docente, maestro concertatore, operando nella logica sistemica, si istituisce un circolo indistricabile tra processi di insegnamento, apprendimento e valutazione. Si persegue l'interazione profonda con il gruppo, si lavora a concorrere alla regolazione del gruppo e delle sue dinamiche. Questa interazione fa ampio riferimento alla comunicazione non verbale, confida nel potere dei neuroni specchio, cioè nella imitazione e nella circolarità che si fondano tra percezione ed azione, sicché se la percezione predispone all'azione, l'azione retroagisce sulla percezione e consente l'allineamento tra orecchio e gesto-suono. La musica d'insieme rende palpabile quanto percepire, fare ed apprendere siano interconnessi. Il corpo che agisce, come ci è suggerito dalle teorie dell'embodied cognition, è la chiave delle nostre funzioni cognitive. Un gruppo musicale sviluppa competenze sociomotorie. Interagendo gli uni con gli altri, si disegna uno spazio in cui è fondamentale che il gesto suono del singolo, percependo il gesto suono degli altri, sappia autoregolarsi per disegnare quel regime di complessità che è per l'appunto un gruppo musicale. Se la nostra civiltà ha separato la funzione del comporre, dell'eseguire e dell'ascoltare, individuando figure sociali separate dentro un istituito del musicale che ha fissato ad un certo punto l'organizzazione del fatto musicale, l'apprendimento attraverso una musica d'insieme ripristina, ai fini di un imparare significativo, profondo, motivato, la coesistenza di queste funzioni, anche quella del comporre, perché è possibile immaginare di sviluppare le competenze costruttive dei discenti alla stregua di ciò che Painter e Aston, con il loro ormai storico suono e silenzio, ci hanno insegnato. Il comporre, che è improvvisazione, cioè comporre all'impronta grazie alla saggezza del corpo, il quale ricerca istante per istante le azioni sensate ai fini di un complessivo scopo espressivo. Il comporre, che è capacità di immaginare attraverso la scrittura intuitiva o standard il risultato sonoro e di verificarlo in sede esecutiva. Dunque, l'agire collettivamente nelle sessioni di musica d'insieme
realizza il principio pedagogico per il quale ogni azione è conoscenza e ogni conoscenza è potenzialità di azione. Ecco perché la body percussion, il sound painting, la conduction, ma anche la chironomia codaliana si prestano straordinariamente alla realizzazione della metodologia didattica innovativa per l'apprendimento musicale a cui noi pensiamo. Ogni gruppo musicale che si organizza per realizzare un artefatto sonoro ha una sua singolare identità, perciò le azioni di insegnamento e apprendimento saranno necessariamente situate. Questo implica la necessità di passare a modelli della progettazione didattica che siano coerenti con questa idea della situatezza dell'azione formativa. A seconda della identità del gruppo, il docente, interpretando flessibilmente la situazione, saprà come stimolare l'apprendimento del discente che, per essere veramente tale, deve essere incorporato. Saprà agire lo scaffolding, consentendo di spingere sempre un po' più oltre le prestazioni dell'allievo. Proporrà dei giochi e sarà aperto alle proposte di modifica che i discenti faranno, avrà cura di introdurre elementi di novità in grado di stimolare la curiosità e il desiderio di apprendere. Romperà gli equilibri costituiti facendo irrompere l'imprevisto nelle situazioni per generare le funzioni di dinamico adattamento del gruppo. In tal modo, e ci avviamo alla conclusione, la musica d'insieme si rivela, ove concepita dentro le problematiche della gestione della complessità, come una vera e propria scuola di comunità, pratica di convivenza e di sviluppo della socialità, di responsabilità verso sé e verso gli altri, cioè scuola di cittadinanza. Ringraziamo il professor Colazzo per l'intervento e passiamo subito all'intervento successivo del maestro Antonello Farulli. Maestro Farulli è docente di viola al Conservatorio di Bologna, collabora con tantissime prestigiose accademie internazionali, quella di Imola, il Royal College of Music di Londra, la Scuola Superiore di Musica di Sofia, il quartetto, la Scuola di Musica di Fiesole. Lui è allievo di Piero Farulli, lo zio e fondatore della Scuola di Musica di Fiesole, e nonché ha scritto un libro che tra l'altro io ho letto ed è bellissimo, ve lo consiglio, La viola del pensiero, dove insieme a tutta una serie ovviamente di riflessioni di carattere umano, pedagogico e personale, riporta appunto gli studi fatti da Paul Rolland e da Anna Schmidt, che oggi ci presenterà proprio come possibilità di ricaduta positiva di queste tecniche nell'ambito appunto di quel meccanismo che descriveva prima Colazzo, cioè del meccanismo della sempliceità, rendere semplice la complessità. Perché se noi riusciamo a rendere semplice la complessità abbiamo ovviamente un migliore, proprio un'ottimizzazione, un'ergonomizzazione proprio dell'apprendimento rispetto all'oggetto del sapere. Bene, quindi cedo la parola ad Antonello, che penso sia già collegato. Perfetto. Antonello, allora io ti manderò un WhatsApp 3 minuti prima della scadenza, come sto facendo proprio il moderatore cattivissimo, perché le orchestre dovranno iniziare le prove alle 16:30, quindi non possiamo sforare. Quindi appena sarà disponibile, in maniera un po' più tecnica rispetto all'amico Beppe, leggo appunto l'abstract che aveva inviato. Dopo più di 50 anni il significato e l'attuale sviluppo del pensiero di Paul Rolland, mi giro per vedere se si collega, rimangono ancora un fertile elemento di riflessione e stimolo per ulteriori sviluppi. Grazie cara. Gran parte dei contributi recentissimi alla body mapping appaiono come ulteriore proliferazione di una visione volta alla liberazione del corpo dell'essere umano. Di analoga concezione il contributo di Anna Schmidt ci sprona a ideare ausili didattici tesi ad evocare e a sviluppare la propria accezione di chi si avvicina alla pratica musicale. Ovviamente, probabilmente già sappiamo tutti che il principio propriocettivo, cioè di percezione dell'azione, è uno dei principi che favorisce l'apprendimento. Quindi quando il docente a volte fa i famosi esempi, penso al docente di canto, pensa alla patata bollente in bocca, pensa a quello, pensa a annusare un profumo che ti piace per la respirazione diaframmatica, in effetti sta stimolando delle capacità propriocettive
dello studente affinché lo studente possa immaginare un'azione muscolare. Questo poi determina ovviamente delle cosiddette memorie muscolari, quindi degli apprendimenti che diventano poi automatici. Su questi automatismi, eccolo, così mi taccio. Buon pomeriggio, mi dispiace di tutti questi contrattempi, avrei voluto essere con i miei amici Beppe e Andrea e abbracciarli per quello che stanno facendo. Io sono stato il responsabile didattico del sistema italiano fino a che la scuola di musica di Fiesole ne ha fatto parte. Sono stato, diciamo, indirettamente responsabile di 3 nuclei orchestrali infantili. In questo momento però non rappresento niente in questo senso, in questo tipo di esperienza, e non ho una parola da aggiungere alle cose bellissime, di una bellezza straziante che ho sentito questo pomeriggio. Strazianti perché per ogni bambino che riusciamo a salvare, che riuscite a salvare, ce ne sono 1000 che ancora attendono una possibilità. Dunque non ho niente da aggiungere a quello che è stato detto. Io ho iniziato a insegnare completamente impreparato rispetto ai mutamenti storici proprio di quegli anni lì, che venivano dalle neuroscienze, dal ruolo diverso che ricopriva la musica. Pasolini diceva che la storia è più veloce degli individui, ed è così che ti trovi a fronteggiare il futuro con i mezzi di una educazione fondata sul passato. Tuttavia ho svolto questo lavoro per una quarantina d'anni, mettendo al mondo più di 80 diplomati e, ahimè, venendo meno ai principi stessi della istituzione conservatoriale, che è nata per selezionare e far emergere solo i migliori talenti. Però in questo modo, come dice il titolo del nostro convegno, ho vissuto un mondo migliore. Dunque sono qui a porre degli elementi di riflessione. Il primo è che la ricerca scientifica sulle interazioni tra cervello e musica continua in un ammirevole progresso che vive e percorre che fa un suo percorso all'atere dell'educazione musicale, come se fossero 2 rette parallele che non si incontrano mai. Dunque manca la ricaduta pratica di questa ricerca. Io ho sentito con molto interesse l'intervento di Roberto Fantinel, di cui ho condiviso ogni parola sulle suggestioni che derivano dalle neuroscienze e sulla necessità che vi sia nell'insegnamento una leadership emotiva. E tuttavia mi sento di ripetere che questo tipo di indicazioni si fermano alle soglie della cosiddetta educazione professionale. Mi chiedo poi, siamo sicuri che le istituzioni cosiddette di eccellenza producano solo risultati professionali? E siamo sicuri che chi vi insegna possa continuare a vivere in questa sorta di extraterritorialità pedagogica? Secondo elemento di riflessione: il mondo dello spettacolo musicale vive e vede tutte le attività di carattere propedeutico e di allargamento del pubblico musicale con una certa curiosità, mi viene da dire, forse polemicamente, con la lacrimuccia all'occhio, la lacrimuccia di chi assiste a un evento commovente, senza che questo cancelli l'imbarazzo, o meglio il fastidio per la stonatura o per la imperdonabile approssimazione della postura. Nel mondo dello spettacolo ciò che conta sono i risultati, e l'ammirazione per gli effetti riabilitativi e terapeutici della musica si fermano dietro le quinte, giungendo raramente sulle assi del palcoscenico.
E invece noi sappiamo che nello sport non è così. Quando lo facciamo un bel festival nazionale di tutte le orchestre per la disabilità, è un altrettanto grande festival delle orchestre sociali in Italia. Il mondo della musica si attarda invece, e qui arrivo alla polemica più stretta, sulla figura dell'enfant prodige, che rappresenta proprio il paradigma della teoria del capitale umano di Baker, per la quale non è interessante il tipo di essere umano che si ottiene da un'educazione, ma il livello economico e di collocazione sociale che si otterrà. Minimo investimento, massimo risultato. Terzo, mentre assistiamo al fiorire di iniziative straordinarie nel nostro e in altri paesi, sta tornando a emergere con maggior forza la tendenza a considerare l'attività musicale come privilegio di pochi eletti, anche grazie all'emergente corrente dei cosiddetti neurodeterministi, che vedono nel patrimonio genetico un peso assoluto sulla vita di tutti noi. È una vera e propria battaglia per l'affermazione, ancora una volta, del libero arbitrio. Guardate che si tratta di opinioni confortate da studi scientifici e non di semplici opinioni personali. Questa è una piccola bibliografia su questo argomento. Il libro di Schwab è stato definito dal Sole 24 Ore come un libro di un grande pioniere. Dunque, l'insegnamento della musica è il campo, ancora, su cui si confrontano delle visioni politiche e sociali opposte. Noi siamo chiamati a dimostrare che esiste una didattica dai costi sostenibili e per affermare il diritto di qualsiasi individuo a partecipare della gioia dell'espressione musicale. Nella società del futuro c'è da chiedersi, sarà conveniente investire in educazione musicale su larga scala? Questa è la scommessa. Quella che vedete è una delle tante raffigurazioni dell'homunculus. Questa è simpatica perché mostra come attraverso un'attività specifica le aree del cervello che sono dedicate alle singole dita possano svilupparsi con esercizi specifici. Diciamo che per molti anni io ho lavorato confortato da questa idea e mi sono inventato i miei esercizi pensando di poter plasmare i miei allievi. Ho avuto degli allievi dislessici, ho avuto allievi iperattivi. Non vedete le slide? Dunque, scusate un attimo soltanto, vedo se riesco a rimediare a questo contrattempo. Benissimo, allora questa è quella più importante a cui facevo riferimento. È una slide che illustra l'homunculus e la possibilità attraverso esercizi specifici di allargare le aree cerebrali deputate all'attività di ciascun dito. È stato per lunghissimo tempo, da quando ho scritto il mio libro, l'unico compagno e l'unica bussola per capire che cosa fare. Io ho avuto allievi dislessici, iperattivi, affetti da gravi forme di mancinismo, da sincinesia, cioè sovrapposizione delle due aree deputate alla parte destra e alla parte sinistra del corpo, alcuni non vedenti e ultimamente anche allievi lievemente disprassici. E qualcuno chiederà, ma che razza di allievi ti sono capitati? E io rispondo, i migliori. La mia tesi, alla luce della mia esperienza, è che la didattica della cosiddetta eccellenza deve avere coscienza della didattica inclusiva e della didattica per la disabilità. Cioè ogni volta che noi abbiamo a che fare con un allievo possiamo avere lievissime condizioni,
condizioni al limite della disabilità e che sono assai più diffuse di quanto non si possa credere anche nel mondo dell'educazione professionale. Ogni volta che noi facciamo un'operazione di attenzione a come è fatto la mente, la mappa cerebrale del nostro allievo, contemporaneamente noi facciamo un'operazione di remapping. Cosa significa remapping? Remapping vuol dire credere nella plasticità neuronale e escogitare esercizi specifici, talvolta originali, in maniera da poter rimappare il cervello delle persone. Voi mi direte, ma c'è tutta la manualistica dell'Ottocento e del Novecento su questo, e io vi rispondo che l'idea di fondo della trattatistica storica è che la ripetizione meccanica degli esercizi possano modellare il corpo, ma la gran parte dei problemi non risiede nel corpo, ma nella mente. Quindi è dalla mente che noi dobbiamo ripartire. Questo è un bel libro che consiglio a tutti. L'obiettivo è appunto quello di riuscire a modificare la rappresentazione interna che noi abbiamo di noi stessi, perché quando un bambino è piccolo, voglio dire nella prima fase dagli 0 fino ai 5 anni, 6 anni, la sua mappa mentale è perfettamente coerente a come è lui fisicamente. Dalla prepubertà fino alla maturità, all'adolescenza e all'individuo adulto, noi facciamo una continua opera di rimappatura del nostro cervello, sia che si tratti di giovanissimi o di vecchi rottami come il sottoscritto. Questi sono 2 bei libri che io consiglio vivamente, uno specifico sul violino, l'altro più generico per tutti gli strumenti. Hanno grandi riferimenti di carattere musicale e strumentale. Noi in realtà diciamo una cosa meravigliosa sull'espressione musicale e sulla musica, che ha un piccolo problema. Lo strumento musicale non è un facilitatore dell'espressione musicale, è un ostacolo. Questo lo sanno molto bene alcuni strumenti a fiato, certe doppie ance che non producono un suono apprezzabile per mesi, anche il violino naturalmente, ma soprattutto per esempio il contrabbasso, corno e altri strumenti. Quindi io sono decisamente favorevole all'uso di facilitatori. Le didattiche che sono efficaci per il recupero e l'eliminazione di un gap sono didattiche della percezione corporea, cioè di capire come sei fatto, e devono essere basate sul movimento. Avrei voluto tanto illustrarvi i video di Paul Rolland degli anni 70, che rimangono, per quello che mi riguarda, insuperati da questo punto di vista, e il suo motto era kinestesia, o kinestesia come desiderate di più per la pronuncia, cioè percezione di sé. Il suo metodo si chiamava l'insegnamento del movimento attraverso lo strumento musicale. Quindi a lui dello strumento musicale non gliene poteva importare di meno, gli interessava insegnare la percezione di sé. Qualcuno dirà, dice, ma scusa, ma tu vuoi la sensibilizzazione della percezione dell'allievo e poi mi dai i facilitatori che insomma in sostanza obbligano ad una certa posizione. Qui però bisogna intendersi, noi stiamo parlando di orchestre nelle quali, e ci torneremo brevemente più tardi, lo studio quotidiano e l'assistenza allo studio
sono un sogno irrealizzabile. Quindi ogni mezzo è consentito per arrivare ad un buon fine. Da molti anni uso queste paline Key Kong che usate in senso orario e antiorario permettono lo sviluppo delle famose dita deboli. Sono vecchie tematiche, le trovate anche nel Gradus a Parnassum di Clementi, però questa è una forma di sviluppo dello studio che prescinde e affianca lo studio dello strumento. Se volete saperlo si fa benissimo anche con 2 palline da ping pong, soltanto che così era più simpatico da far vedere. Da molti anni piuttosto uso questa tavoletta basculante rotonda, e questa condizione di squilibrio stimola l'apparato neuromotorio, inducendo una maggiore consapevolezza dei muscoli e delle articolazioni, proprio aumentando la propriocezione dello studente, della studentessa. La pratica sullo strumento richiede con forza una serie di risposte rapide e precise, che dipendono da un flusso massiccio di segnali propriocettivi e che raggiunge i segmenti spinali specifici e quindi impone la necessità di migliorare e rendere più fluido e rapido il funzionamento di quello che io chiamo il nostro microprocessore, che può essere velocissimo nel caso dei violinisti e dei pianisti e un pochino più lento nel caso dei violisti, categoria che io rappresento. Sì, quella dei violisti è sempre stata la categoria meravigliosamente e simpaticamente disabile. Ciò detto, oltre alle consuete striscine sulla tastiera, uso spesso i supporti in silicone, e anche queste sono le striscine. Adesso ci sono tastiere con LED luminosi che facilitano l'apprendimento del vibrato e in qualche modo stimolano ad una certa posizione, a una certa funzionalità delle mani. Ripeto che poco fa sentivo dire che non c'è altro che l'imitazione per poter apprendere, e sicuramente però anche questi mezzi stimolano e aiutano lo studente poi a ripetere a casa una serie di cose per le quali basta 1 millimetro per invece incorrere in un errore. Per concludere, nell'Accademia del Quartetto a Fiesole che avevamo creato, avevo dato vita a quello che chiamavo la catena dei saperi, cioè il docente del corso di perfezionamento dell'Accademia del Quartetto faceva lezione ad un quartetto preprofessionale, che a sua volta faceva lezione ad un quartetto della scuola di base e che poi si occupava di un piccolo gruppo del nostro nucleo infantile delle Fiagge. Chiusa questa esperienza, io continuo a credere molto all'esperienza dello scaffolding. È un concetto che voi conoscete sicuramente, di memoria bruneriana, ed è una specie di metafora dell'intervento della persona esperta, adulto o coetaneo, che aiuta quella meno esperta. È qualcosa di più e di meglio di una semplice esperienza di peer education, e secondo me potrebbe essere la soluzione per un ulteriore allargamento delle esperienze di cui ho sentito oggi. So che esistono esperienze analoghe, ma credo che una istituzionalizzazione di esperienze di questo genere aiuterebbe molto lo sviluppo dell'educazione musicale in Italia. Io sono ancora convinto, e vi faccio vedere questa piccola foto che si riferisce a un'esperienza di una settimana fa durante il convegno Italy Sounds Classic. Io sono ancora convinto che insegnare da parte di un quasi coetaneo è la forma più alta
di comprensione del messaggio musicale e la più alta anche in termini pedagogici per la comprensione di se stessi e per lo sviluppo di un'intelligenza intrapersonale che aiuti a sviluppare l'essere umano nel suo cammino. Mi fermo qui e vi ringrazio della pazienza. Un buon lavoro a tutti. Grazie a te. Grazie a te Antonello, nonostante i problemi tecnici sei stato nei tempi, davvero grazie. Passiamo a un intervento successivo del professor Rosario Duonno. È un regista, è stato anche nell'ufficio scolastico regionale della Campania, dove è stato attivo per varie iniziative, è ancora attivo nell'ambito di un coordinamento di orchestre verticali formate da ben 2000 ragazzi tra scuole medie, indirizzo musicale e licei musicali della Campania. E io immagino che adesso ci parli proprio di questa esperienza, che è un'esperienza straordinaria, che ha portato più di 2000 ragazzi la settimana scorsa in uno dei quartieri più complessi di Napoli, Scampia, dove praticamente hanno dimostrato che davvero la bellezza può contrastare qualsiasi tipo di delinquenza. Grazie Rosario. Grazie a te, buonasera, grazie. Diciamo che io sono un po' qui, un po' per caso nel senso che non sono un musicista e oggi è stata una giornata importante per me, molto formativa, perché ho imparato tanto. Ho imparato tanto perché si è aperto anche un universo di conoscenze. Io vengo da un'esperienza scolastica di un festival del cinema che porto avanti da 25 anni. E quindi, non potendovi parlare tecnicamente di musica, come avete fatto tutti quanti voi mirabilmente, vi parlerò di felicità. Vi parlerò di felicità perché è una parola che ha guidato la mia esperienza con la musica, ma non solo, con il mio lavoro all'interno dell'ufficio scolastico regionale della Campania. Lavoro che poteva essere relegato a un semplice lavoro da burocrate, e invece, visto che non riesco a starmi fermo, allora ho via via pensato e inventato diverse cose. L'incontro con la parola... Sì, il video lo facciamo partire dopo. L'incontro con la parola felicità è avvenuto al Teatro di San Carlo, grande teatro di Napoli, dove io avevo condotto dei ragazzi che avevano fatto con me un laboratorio presso il carcere minorile di Nisida. Esperienza che ripetiamo da tantissimi anni, e quell'anno era stato dove si lavorava insieme con ragazzi di scuole secondarie superiori e ragazzi dell'istituto penale minorile. Si lavorava insieme per una settimana, 10 giorni, voi per fare teatro, voi per fare cinema, e quell'anno era il turno della musica e ci inventammo questa scrittura di una canzone con l'aiuto di 2 musicisti, una ragazza cantante locale e uno un po' più famosetto degli altri, conoscevano bene i ragazzi, il rapper Lucariello, che è famoso per la famosa sigla di Gomorra, e facemmo questo lavoro che portò alla realizzazione di una canzone. Chi vuol cambiare può cambiare, chi vuol cambiare può cambiare. E quando i ragazzi mi chiesero dove la cantiamo adesso questa canzone che abbiamo scritto, e io così un po' per sfida dissi: ve la faccio cantare al San Carlo. Ci inventammo questa cosa e riuscimmo ad avere il San Carlo,
1200 ragazzi delle scuole ad assistere e i ragazzi si esibirono in questa loro canzone che è ancora in giro su internet con il titolo francese Qui veut changer peut changer, chi vuol cambiare può cambiare. Finita l'esibizione, e lì arriviamo al discorso della felicità, uno dei ragazzi dell'istituto penale minorile a cui si avvicinò e mi dice: Rosario, adesso ve lo dico senza sottotitoli, poi vi metto i sottotitoli. Quando stavo all'angop, chi mi riesce a capire mi capirà, quando stavo all'angop o cuore mi batteva più forte quando facevo il rapina. Cioè, quando ero su quel palco il cuore mi batteva più forte di quando facevo le rapine. Dice, Daniele, allora adesso lui fa sì e chesta, sempre con i sottotitoli, senza sottotitoli, sì e chesta, so felice un corpo a me mo. So felice un corpo a me. Sì, è questo, sono felice dentro di me adesso. Allora, se questa esperienza di scuola era riuscito a trasmettere questo momento di grande felicità, al di là dell'esibizione, di quello che voi tutti musicisti sapete benissimo, che è quello dell'esibizione, dell'applauso, di tutto, ma di questo senso interiore di felicità, io penso che la scuola in quel momento aveva fatto un ottimo lavoro ed ero contento di averlo fatto io da burocrate dell'ufficio scolastico regionale, che ero riuscito a rendere in quel momento felici questi ragazzi e quel ragazzo in particolare. E quindi il lavoro all'ufficio scolastico regionale, fin quando che l'amica Annalisa Spadolini dal Ministero, ero nel frattempo passato proprio alla referenza delle attività musicali, manda questa circolare della settimana della musica per valorizzare le esperienze musicali delle scuole della Campania. E dico, che cosa mi metto a fare qui? Che cosa mi metto a fare? E ci inventammo qualcosa simile a questo della settimana scorsa, 3 chilometri di musica. Mettemmo in fila dal centro di Napoli al lungomare 1500 ragazzi per 3 chilometri, uno ogni 2 metri, che blocco per blocco, scuola per scuola, gruppo per scuola, cantavano una canzone Usurdata innamorata all'andata e al ritorno We Are the World. Anche lì un grande momento di condivisione collettiva dove l'esibizione dei ragazzi contagiò la gente per la strada, perché nell'andata della canzone il gruppo si infoltì di altre persone che erano arrivate lì con i loro strumenti, con la loro voce, eccetera, e quel gruppo di 1500 forse era diventato di 3000, non so più, di questa onda di musica che andava e camminava per la città di Napoli. Poi l'esperienza con i licei musicali. La Campania ha 33 licei musicali, è il numero più alto di licei musicali, 33 licei musicali e 6 licei coreutici, spropositato anche forse per il numero degli abitanti della regione, però sono tantissimi. Nella logica della rete questi licei sono stati messi insieme, sono licei che hanno costituito da 2 anni prima del Covid, abbiamo lavorato anche durante il Covid, 7 orchestre, un'orchestra sinfonica, un'orchestra di fiati, una di percussioni, una di plettri, un ensemble di pianoforti, un'orchestra etno-popolare. Ma poi della serie dobbiamo renderli felici questi ragazzi, dobbiamo far sì che questi ragazzi si debbano
vivere esperienze irripetibili. E allora c'era anche con me Annalisa quella sera, piazza Plebiscito, 20.000 persone, e nel porticato di piazza Plebiscito 21 pianoforti di studenti dei licei che suonavano. Oppure quando siamo stati e li abbiamo portati all'auditorium di Ravello, o quando si sono esibiti ai templi di Paestum, o si sono esibiti ancora di nuovo al San Carlo. Cioè dico, la scuola deve dare la possibilità di costruire esperienze irripetibili per questi ragazzi, perché devono incidere dentro. Poi non saranno degli artisti come ci diceva Rodari, non per essere artisti, ma per non essere più schiavi, per essere uomini liberi, diciamo. Io a questo aggiungerei anche liberi ma felici. E quindi incidere fortemente su queste esperienze. E poi ci siamo detti, va bene, ma ci sono i licei, ma sotto ci sono le scuole medie di indirizzo musicale, ci sono le scuole elementari, sopra ci sono i conservatori. Ma perché queste reti non cerchiamo di collegarle? E abbiamo fatto un'operazione quest'anno suddividendo le 268 scuole secondarie ad indirizzo musicale. Era più bello SMIM, vero? Era più semplice, o scuole medie, perché noi siamo della generazione scuole medie. Scuole medie ad indirizzo musicale le abbiamo d'ufficio ripartite e assegnate a ciascuno dei 33 licei, creando questa filiera verticale, e abbiamo costituito 33 orchestre territoriali verticali. Le 33 orchestre verticali territoriali si sono messe insieme e hanno realizzato questo concerto che adesso, se la regia mi fa partire il video. Felicità un navire, cerca la ring. Quando felicità un navire, cerca la ring. Quando felicità un navire, cerca la ring. Quando felicità un navire, cerca la ring. Ad una volta era mare verde, mo sulle pesce e cemento. A dove Alfonso nascette stelle, poi tutti gli ultimi era terra. Ho piccoloni scambi, a Marianella reta casa mia, c'è sta scritta sta frase, che dice tutte cose. Quando felicità un navire, cerca la ring. 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 Zitta, e a Luca.
È con grande gioia che saluto questa straordinaria orchestra che si trova oggi a Scampia. La saluto con gioia perché la musica unisce, la musica tiene insieme, la musica apre sempre dei mondi nuovi, degli spazi nuovi. Vi saluto ragazzi, vi saluto voi che avete studiato, che state studiando, che studierete musica, ma che lo fate insieme, perché questo è il segno più importante. Sì, è vero, avete ragione voi. Se la felicità non l'hai trovata ancora, si può trovare dentro di noi, ma insieme. E allora sia musica, sia grande musica, sia bella musica, ma soprattutto ricordatevi che la musica più bella siete voi stessi. Bene, e quindi una settimana fa, circa, 15 giorni fa, eravamo in 2000, davanti alle vele di Scampia, questo posto brutto, abbandonato, una piazza inutilizzata, uno spazio enorme, un quartiere costruito per essere un modello di urbanistica, invece è diventato un modello di degrado, di sofferenza, di morte. E quella scritta, che è l'installazione di un artista, Rosaria Iazzetta, un artista che mi raccontava quanto quella scritta sia stata importante per tante testimonianze di persone che sul baratro, diciamo, del fallimento, della perdizione, della morte, hanno avuto la forza di cambiare e di svoltare nella vita. Noi abbiamo voluto fare questo concerto lì, utilizzando quella scritta come slogan per ricollegarci a questo discorso, a questa matrice della ricerca della felicità. Non vi rubo altro tempo, però mi sono segnato una frase di John Lennon, che forse qualcuno di voi conoscerà, che dice che quando avevo 5 anni, mia madre mi ripeteva sempre che la felicità è la chiave della vita. Quando andai a scuola, mi domandarono come volessi essere da grande, e io scrissi felice. Mi dissero che non avevo capito il compito, e io risposi loro che loro non avevano capito la vita. Quindi io penso che una scuola che ci aiuta a comprendere il senso della vita, che ci aiuta a costruire un mondo migliore, come quello del titolo del nostro convegno, è una scuola che ha ragione di essere, ha ragione di lavorare in questa direzione. Allora quindi viva la scuola e soprattutto viva la musica. Grazie. Ringraziamo davvero Rosario Donno per la testimonianza straordinaria. Vabbè, io sono di Napoli, quindi sono di parte. Vedere Scampia con quella magia, di quella bellezza, mi ha commosso. Signori, chiudiamo il nostro convegno con un intervento di una persona che non esito a definire straordinario, perché quando mi è capitato di conoscerlo ho pensato che pedagogia e poesia avevano trovato la sintesi in una persona. Questa persona è Gianni Nuti, pedagogista, professore associato di didattica e pedagogia speciale all'Università della Val d'Aosta. Ovviamente le sue pubblicazioni sia in ambito scientifico sia in ambito pedagogico sono numerose, è componente anche del Comitato per la musica pratica per la scuola per tutti gli studenti ed è anche sindaco di Aosta. E tra i vari titoli che leggo qui c'è per Carocci Il bambino espressivo, però io ricordo un libro di Gianni che per me è importantissimo.
posso dirlo, posso fare un po' di pubblicità. Va bene. Allora, La pedagogia dell'appartenenza è un libro che consiglio davvero a tutti, perché partendo dall'idea di un'appartenenza a un genere comune, che è il genere umano, noi azzeriamo qualsiasi tipo di differenza, e lì ci è spiegato come farlo anche da un punto di vista pedagogico. Gianni Nuti ci parlerà appunto del valore trasformativo delle esperienze orchestrali. Artigiani delle risonanze. Grazie. Grazie Andrea, buongiorno a tutte e a tutti. È ingratissimo il mio compito, cioè quello di trattenervi in un momento dove insomma di parole se ne sono dette tantissime e devo dire anche mi costringono a modificare, come giustamente ha detto Roberto Fantinel prima, se musicisti siamo, anche se io purtroppo ho appeso la chitarra al chiodo una ventina d'anni fa, per cui vi parlo di artigianato, ma non lo pratico più, lo penso soltanto e mi dispiace. Ecco, dirò delle cose che cercano di raccogliere tutte le suggestioni che abbiamo ricevuto, partendo da un presupposto che quando si partecipa a queste iniziative si viene più o meno per questi motivi, si viene per ritrovarsi, perché parliamo un linguaggio comune e vogliamo avere una conferma del fatto che stiamo andando nella direzione giusta, si viene per raccogliere qualche ragione in più per cui stiamo facendo quello che stiamo facendo, e si viene anche per avere qualche idea rispetto a come andare avanti, a dare uno sguardo verso il futuro, perché anche questo ha un'importanza fondamentale, perché noi vogliamo che le cose che abbiamo vissuto, le piccole felicità che abbiamo sperimentato vadano avanti oltre a noi e si disseminino in giro per il mondo. Abbiamo sentito del valore del fare orchestrale. E io mi chiedo le ragioni per cui, dal mio punto di vista, e ve le offro, sperando che vada avanti la slide. Ok. Partiamo da questo presupposto. Una compagine orchestrale è verticistica e cooperativa. Gli evoluzionisti dicono che noi siamo un po' competitivi e un po' cooperativi. Non è tutto, come dire, costruito attraverso un principio di democrazia assoluta, è costruito anche secondo degli aspetti per cui lo diceva Giampaolo Pretto, il grande flautista dell'Orchestra Nazionale della RAI, lo diceva qualche volta, sono stato costretto a trovarmi diretto da un direttore nell'incipit del Prelude della Prémidi d'un Faun, che normalmente il flautista solista fa per i cavoli suoi, secondo il suo sentire. Però lui ha detto, sì, però guarda che io ho accettato, lì per lì ci sono rimasto un po' male, però poi ho apprezzato e ho visto e ho scoperto delle cose del testo che non avrei scoperto diversamente se io non fossi stato diretto. Quindi questo gioco di interazioni nel rispetto dei ruoli, questo è un gioco che invece effettivamente è democratico, perché di fatto noi riconosciamo delle situazioni reciproche. Non solo, me l'avete fatto venire in mente voi, me l'avete detto voi quest'oggi, è la massima esperienza della libertà. Perché? Perché la libertà è dentro un contesto nel quale io vivo l'estemporaneità, l'istante. Come la felicità, che è istantanea, non c'è una felicità durevole, mettiamocelo in testa, non c'è nemmeno il senso della libertà durevole, ma nell'istantaneità io, come diceva Annalisa questa mattina, ho capacità di dominio del tempo in termini anticipatori, io riesco ad anticipare ciò che verrà e provo piacere nell'anticipare e nel prevedere. Perché? Perché il principio della preveggenza è uno dei fattori che ci inducono a stare al mondo, chissà cosa sarà di noi domani. E questo ci dà il motore per andare avanti. Lo facciamo nel microtempo in un contesto collettivo. Antonello Farulli ci ha dato uno sguardo su un tipo di rapporto intimissimo. Quello che c'è fra me e uno strumento, un oggetto che produce suoni. Quell'oggetto è effettivamente un oggetto di autoconoscenza di me. Però manca un passaggio. Quello
secondo il quale il processo di autoconoscenza di me avviene soltanto se l'oggetto è un oggetto, lo direbbe Benenson, lo dico per i musicoterapeuti presenti, è un oggetto intermediario, cioè è un oggetto che mi mette nella relazione con l'altro e in una relazione tale per cui è l'altro che rivela a me chi io sono, altrimenti io non ho alcuna possibilità di autoconoscenza. E anche l'indagine sullo strumento è un'indagine che deve essere iscritta dentro una idea di comunicazione intersoggettiva. Non c'è nessuno che suona per se stesso, neanche i ragazzi più accaniti nel cercare nel loro strumento di trovare gli elementi virtuosistici più profondi. C'è un altro aspetto che mi fa dire l'orchestra è un buono strumento, è una piccola polis. È un piccolo luogo dove si fa cittadinanza perché ci sono degli equilibri, dei tempi, delle situazioni di gruppi, di interesse e di potere. Le viole, come direbbe il nostro amico Antonello, già partono svantaggiate a priori. I corni, pure. Ecco. Ci sono i primi della classe e quelli. Ma dentro quel contesto c'è un contesto di accettazione che può anche avere lo strumento del gioco, dell'ironia, che noi non dimentichiamo mai, è l'elemento chiave attraverso il quale si promuove quello che si è detto più volte, cioè il principio della motivazione. Poi c'è una lunga storia nell'orchestra e qui dico due cose a cui tengo molto, perché uno si chiede: ma perché l'orchestra con i violini, i violoncelli, le viole appartengono a una civiltà precisa, a una cultura precisa? Perché rispetto ad altre compagini che nel mondo, in un'infinita varietà, possono raggiungere gli stessi risultati di relazione? Beh, qui, in questo contesto, io raccolgo anche i geni dei miei padri, dei padri dei miei padri, eccetera, eccetera. E io li raccolgo attraverso quegli elementi, quegli oggetti che parlano, che hanno una storia da raccontare. In quegli oggetti io cosa devo fare? Devo fare come il salmone e risalire agli aspetti più primigeni che l'uomo ha. Ma ci pensate che tutto sommato io, quando sono in un'orchestra, o soffio, o sfrego e quindi accarezzo, o pizzico, o percuoto. Sono tutte le forme di gestualità della cura. Sono le forme di contatto tra i corpi che riguardano relazioni affettive. Io le faccio attraverso degli strumenti culturalizzati che hanno stratificato nel tempo dei pensieri umani che hanno affinato quello strumento per renderlo il più espressivo più possibile. E non lo hanno fatto da soli, ma l'hanno fatto in una dimensione di interazione l'uno con l'altro, per creare il sound migliore, per creare gli impasti migliori, i colori timbrici più interessanti e più variegati, infinitamente più variegati. Per questo io sostengo che, come Andrea promuove da tanto tempo, non sia sempre lineare e doveroso partire dalla propedeutica musicale, suonare con gli strumentini e poi arrivare allo strumento. Si prende lo strumento e si utilizza il resto dello strumentario insieme al corpo per rafforzare delle gestualità, per metterle a fuoco, propedeutiche ma lì ed ora, all'attività orchestrale e strumentale. In questo modo io non solo anticipo i tempi dell'apprendimento, ma rendo tutto finalizzato all'obiettivo, cioè il suonare insieme in un contesto che ha la valenza estetica di cui avete parlato tante volte e che non sto a rilevare ulteriormente. Ecco, questo vi dicevo rispetto a una componente di radice, di partenza. Sappiamo che la comunicazione musicale è antichissima, abbiamo dei reperti ormai che risalgono a 40.000 anni fa, con ossi trasformati in flauti, ma abbiamo anche una consapevolezza di tipo evoluzionistico. Siamo a Padova, vicino a Padova, nella patria di Telmo Pievani, quindi
non dovete far altro che leggere i suoi bellissimi libri per raccogliere delle suggestioni rispetto a questo, ma Ellen Dissanayake ci dice come l'uomo, quando è diventato bipede, l'apparato urogenitale e riproduttivo della donna si è modificato conseguentemente, la gestazione si è accorciata, dunque le relazioni di cura sono state necessariamente costruite attraverso la vocalizzazione e la presa in carico di tipo affettivo-corporea in modo molto ma molto più profondo e duraturo rispetto a tutti gli altri primati e altri mammiferi che peraltro hanno sempre gestazioni in media molto più lunghe rispetto alla nostra. Quindi è come dire, il canto, la relazione corporea, la presenza sonora sono forme che richiedono una competenza socializzante molto forte. La socialità nasce nella misura in cui l'uomo corporalmente è più fragile. La fragilità è sostituita dalla relazione e su questo il suono fa da collettore, da legante, da culla, da conforto. Tutte le orchestre sono sociali. Tutte le orchestre sono sociali. Se non sono sociali le orchestre, ma che orchestre sono? Sono orchestre dello strumentista ultra cinquantenne, per parlare di uno della mia età, che non ne può più di suonare in orchestra e timbra il cartellino e spera che arrivi il momento della fine del concerto il prima possibile. E lo sappiamo che esistono anche realtà di questo genere. Ma soprattutto l'orchestra è sociale perché attorno all'orchestra, me lo insegnate voi, lo abbiamo visto nei filmati, coinvolge una serie di portatori di interesse vastissima, genitori, famiglie affiliate e amicizie, commercianti del luogo. È un reticolato di interessi che noi dobbiamo recuperare rispetto all'idea professionale dell'orchestra. E quindi le orchestre di domani sono le vostre orchestre. Non ce ne saranno altre, signori, perché le sale da concerto sono semideserte. Diciamocelo. Allora, o si inverte l'ordine dei fattori, allora può darsi anche che il prodotto cambi, oppure andremo all'estinzione anche di certi repertori e di certe forme di comunicazione di relazione musicale. Non so se lo vogliamo, io non so se è giusto o è sbagliato, non giudico, però sono convinto del fatto che la vita sia fatta di legami e il legame con la storia sia tanto importante quanto i legami affettivi che noi tessiamo tra di noi e quindi non si possono recidere così a cuor leggero. Quali orchestre di domani? Allora, la prima cosa che vedo è orchestre senza etichette, non un'appartenenza a un metodo, a uno stile, a una parrocchia. Lasciamo perdere queste forme di micro autoprotezione, perché queste forme di micro autoprotezione ci impediscono il meticciamento continuo tra le idee che oggi sono venute fuori così feconde, così fertili e che non possono altro che, come diceva Roberto stamattina, diventare patrimonio comune come un repository continuo e permanente che si arricchisce di volta in volta ma che fa accendere le lampadine della creatività a tutti nel modo migliore possibile. Voi avete parlato più volte avete parlato del fatto che ci dovesse essere, come dire, la partecipazione emotiva, no? O il discorso dell'empatia, eccetera. Ecco, io ragiono in questi termini. Occorre che tutti i gesti che noi facciamo, però anche nella fase di insegnamento-apprendimento, abbiano sempre un'intenzionalità espressiva. Cioè, se noi abbiamo la volontà di costruire delle orchestre libere e inclusive, noi dobbiamo fare in modo che tutti i nostri gesti di insegnanti e di docenti abbiano sempre un'intenzionalità espressiva.
tutte i loro gesti, i gesti dei ragazzi nella vita di relazione musicale e di apprendimento sia sempre intenzionalmente con una volontà di dire qualcosa. Quindi un suono non ha mai un significato soltanto perché è il risultato di un gesto, ma è un gesto che dentro ha una fonte di energia e ha una linea direzionale di riferimento a cui tende, che è la precisione. È la precisione. Io su questo mi sento di insistere, cioè non va predeterminata la precisione, ma deve diventare la tensione, l'obiettivo finale, non perché la raggiungeremo. Io sono per l'elogio dell'imperfezione, non perché la raggiungeremo, ma perché l'energia che noi trasmetteremo alle persone sarà quell'energia che io profondo dentro il gesto per dire guarda che ci sto provando a essere perfetto, perché tanto l'imperfezione è antimusicale. Pensate a una plomb perfetto, suono neutro e non si sente chi sta suonando, perfetto dal punto di vista millimetrico. Ecco. Quindi tanto vale dire bene, questa è la valorizzazione del processo, però voi sapete benissimo, mi insegnate benissimo che questo è il nocciolo della felicità dei vostri allievi, ci stanno provando. Vado? Sì, mi sto avvicinando alla fine. Noi abbiamo una parte che si trasforma in un modo veramente rapidissimo. I nostri mutamenti cellulari sono soprattutto della pelle, sono di una rapidità incredibile. Abbiamo però qualcosa che rimane uguale a se stessa. Quella è la parte che ci caratterizza e che ci dà la continuità nel tempo, è l'apparato neuromuscolare. Ecco. Lo stesso deve succedere nell'orchestra quando cresce. L'orchestra deve avere il suo suono, il suo sound, la sua riconoscibilità e vivere tutte le metamorfosi possibili. Lo stesso deve essere l'insegnante, che è sempre se stesso ma evolve continuamente e si riproduce nel suo modo di lavorare ogni giorno come le cellule della pelle. Altrimenti siamo morti, altrimenti non siamo organismi viventi. Chiudo quindi con l'invito a conciliare l'individualità con il flusso dentro il quale evolvono le cose e avvengono gli eventi, e avrei voluto, ma non vi faccio vedere un filmato, tanto l'avete visto tutti, il film La Mélodie. La Mélodie alla fine del film ha questa scena e devono entrare tutti sul palco della Filarmonica a Parigi. Sono in un cunicolo come i calciatori negli spogliatoi, tinta bluastra. I bambini che devono entrare, che suonano tutti uno strumento dell'orchestra, fanno ciascuno un gesto diverso per esorcizzare la loro paura. Ma c'è una tensione che è il bordone, è quell'elemento inclusivo che li accomuna. C'è il ragazzino Amu, che è questo ragazzino di colore, un po' rubicondo, piuttosto sfingeo, che farà il solista in Sherazade. Entrano dentro, suonano applauditi dai genitori che erano diffidenti, che invece hanno incominciato a socializzare tra di loro in un fenomeno di orchestra sociale allargata. A un certo punto, dopo il solista, dopo che Amu ha finito il pezzo da solista, il maestro, che era un maestro da conservatorio classico, non voglio offendere nessuno, di quelli che era arrivato lì in questa banlieue parigina e pensava di applicare quello che il suo maestro aveva applicato con lui, che si è modificato completamente come le cellule della pelle, che lo guarda, il ragazzino non lo guarda se non con la coda dell'occhio e rimane assolutamente fermo nella sua professionalità, perché continuava a suonare la sua parte senza battere ciglio. Allora, il grande scopo di questo percorso di pratica orchestrale è quella di sublimare il proprio corpo in modo tale che dentro le dita, dentro quelle manone che ci ha fatto vedere Antonello, ci sia
tutto se stesso, ci sia tutto lui, non abbia bisogno di muovere nient'altro e che il suono sia lui al posto delle sue parole, al posto dei gesti indeterminati. Ecco, sia annullato perché venisse fuori la musica. Questo è uno degli elementi che sublima e dà maggior valore all'orchestra. Un'ultima cosa e chiudo. Quello sguardo di questo maestro io l'ho sovrapposto oggi allo sguardo di Claudio Abbado, che guardava questi ragazzi di Manos Blanca, di queste meravigliose persone che sono venute a trovarci, e io ho letto una cosa che vi dico in modo provocatorio, piena di emozione, piena di commozione e fissa, come lui fissava prima dell'incipit di una sinfonia di Mahler. Quanto tempo ho perduto? Guardate che se Claudio Abbado fosse sopravvissuto si sarebbe dedicato tutto il resto della sua vita a questa operazione di orchestra sociale. E un certo tipo di modo di pensare la musica lui l'ha ripensata in quel momento. Allora io vi dico e chiudo, noi non abbiamo più tempo da perdere. Grazie. Grazie davvero a Gianni per le sollecitazioni, le emozioni e tutto ciò che ci ha detto e dato. Abbiamo un po' di tempo per il dibattito, allora se cortesemente qualcuno appunto volesse intervenire, sarebbe il caso magari di dare il nome in maniera tale che possa venire qui. Non credo che abbiamo un radiomicrofono, no? Ci sta il radiomicrofono, perfetto, grazie. Allora quindi chi vuole intervenire? Benissimo, vedo un'amica per caso, Miren. Quindi chi voleva primo intervento, sì. Prego. Allora, eccoci. Sì, ecco. Sono Miren Eccianis e mi occupo di un'orchestra sociale alla Spezia. È un'orchestra che è formata da ragazzi che vengono seguiti da servizi sociali. Vivono in casa famiglie, seguiti, 80 bambini, così. E la mia dico, ma non è la mia, l'orchestra di quale sto parlando, è un'orchestra sostenuta soprattutto da una fondazione bancaria. Sembra molto bello, ma non lo è, perché dipendere solamente da una struttura privata vanifica e anche, secondo me, anche è molto pericoloso, perché il privato un giorno può dire non mi interessa. Non è un'orchestra, come voi abbiamo parlato molto bene di tutte queste scuole, le orchestre formate nei licei vari, scuole medie, indirizzi musicali, la verticalità, ma ci sono anche realtà, credo come la mia, che sono strutture che si basano, abbiamo parlato nelle strutture sostenute di privati, che dobbiamo, permettetemi la parola, elemosinare i soldi. Io mi chiedo, non sarebbe, se si ritiene che è utile, perché io mi occupo dei ragazzi seguiti dai servizi sociali, questi ragazzi, anche se avessero nella scuola la musica, magari sarebbero, come sono adesso, gli ultimi della classe. Questi ragazzi, per essere introdotti anche nel mondo scolastico, hanno bisogno di qualcosa, noi le offriamo. Noi abbiamo ragazzi che vengono da case famiglie, uno ha fatto il liceo classico, altri sono entrati nei licei musicali, dopo vanno in conservatorio, perché la nostra idea non è tenerli per noi, è darli. Noi siamo un progetto, non una scuola. Allora, se riteniamo che una cosa così simile sia utile, non sarebbe il momento di riflettere tutti insieme di come istituzionalizzare queste orchestre, che facciano trovare un modo, lo so bene, perché il mio problema è questo, il leadership, benissimo, io sicuramente per la mia orchestra sono una leadership, ma non mi interessa. Perché l'orchestra non può morire se io non faccio niente, o peggio, se un'istituzione dice non è una cosa interessante, ma adesso ci occupiamo del calcio e noi tutto il lavoro 7 anni possono andare perduti. Questa cosa qui
Io vi chiedo a tutti, per quello che sono molto interessata e per quello che ho voluto parlare con voi, ho bisogno del vostro aiuto per vedere come istituzionalizzare, vedere modi di andare avanti senza la misericordia e la carità di un ente. Dopo un'altra cosa, ovviamente parlavo con Bucaro che mi diceva sì, io non ho questo problema perché fanno volontariato i miei professori, i miei no, e credo che di un certo modo anche giusto. Scusate, mi tolgo gli occhiali che avevo dimenticato che avevo gli occhiali. È anche giusto, perché noi musicisti dobbiamo anche valorizzare il nostro lavoro. E volontariato non è giusto. Io posso fare volontariato come cuoca, cucino abbastanza bene, lo faccio. Ma il mio mestiere, se inizio a dare solamente volontariato, e come sempre svalutiamo il nostro lavoro dei musicisti, di tanti anni che abbiamo studiato. Adesso chiudo perché non so, grazie. Scusatemi, no, grazie. Mirene, E aiutatemi con le vostre riflessioni e vostre fonti di ispirazione. Grazie Mirene. Allora io nel frattempo risponderei brevemente che appunto una giornata, un convegno come questo ha anche questo senso. La presentazione di una legge regionale, la presentazione del piano nazionale delle arti sono tutti strumenti messi a disposizione ovviamente degli enti del terzo settore affinché questa cosa possa essere sempre più istituzionalizzata. Chiaramente entrare nei cosiddetti livelli minimi, come oggi Paola Milani ci ha ben detto, sarebbe il sogno di tutti noi, cioè di venire servizio e non progetto. È chiaro che io credo che questo sia un percorso nel quale noi crediamo fortemente in questa strategia e continuiamo nella gratuità per i bambini, però invece nel pagamento degli operatori, perché molti operatori vivono di questo ed è giusto che vivano di questo facendo del bene, perché ci sono persone che guadagnano il proprio stipendio vendendo le armi o vendendo veleni, perché un musicista non potrebbe vivere vendendo tra virgolette del bene, quindi questo è assolutamente fondamentale. Una delle leggi regionali, che sarà questa adesso approvata in Puglia, potrebbe essere un piccolo grimaldello affinché anche altri amministratori possano essere sensibilizzati in questa cosa. È chiaro che, come ben diceva oggi in macchina Annalisa, ci sarebbe veramente bisogno di adottare un amministratore, cioè ognuno di noi dovrebbe adottare un amministratore nell'opera di sensibilizzazione, perché poi vedete, dove si creano amministrazioni sensibili si creano opportunità che nel tempo possono consolidare delle buone pratiche che diventano volano per altre buone pratiche. È chiaro? Sì, vai Annalisa. Grazie. Intanto volevo rispondere che ci sono comunque delle leggi dello Stato che per quanto riguarda la scuola pubblica stanno andando avanti. E volevo anticipare, perché qui forse ci sono dei docenti di strumento delle scuole a indirizzo musicale, che fra poco uscirà, e alla Corte dei Conti, il nuovo decreto delle SMIM, delle ex SMIM, che abbiamo lavorato 3 anni fa. E finalmente siamo riusciti ad inserire nell'orario obbligatorio la musica d'insieme. Quindi sarà definita come orario obbligatorio la musica d'insieme. E quindi questo è un ulteriore passo avanti. Vorrà dire che già ci sono, perché già ci sono, in 1854 scuole italiane ci saranno delle orchestre che obbligatoriamente dovranno esserci. Ma non è questo il discorso dell'obbligatorietà, perché le scuole medie già fanno tutto e poi il discorso del volontariato è anche un pochino complesso affrontarlo, un discorso culturale che riguarda comunque anche il Ministero della Cultura, che dovrebbe finanziare queste orchestre particolari che entrano comunque nel pubblico, ma questo è un altro discorso. Qui parliamo di un movimento culturale che deve prima di tutto convincere la società, e questo è il problema, perché c'è un popolo che lavora sulla musica, che si impegna moltissimo, docenti, centinaia di migliaia, ci sono in Italia 14.000 docenti fra docenti di musica e di strumento che sono tutti impegnati ad affrontare questa tematica nel modo migliore possibile. Il problema è culturale e politico. Ci vogliono investimenti seri, forti, continui, costanti da parte del governo di questa nazione. Perché quello che è accaduto nel Venezuela è accaduto perché c'era Abreu, che era un ministro, è vero?
e lui ha fatto in modo che ci fossero degli investimenti di questo tipo, e noi siamo anche un pochino stanchi, e lo dico, lo so, non dovrei dirlo da funzionario del Ministero, siamo stanchi anche di in qualche modo pietire qualcosa che dobbiamo avere di diritto, che la società deve avere di diritto, ecco. Quindi questo è un po' il discorso. Ma se ci mettiamo tutti insieme, quindi la società, le famiglie dei ragazzi, i ragazzi, i docenti, chi amministra, l'esperienza di Scampi è stata un'esperienza che io ho seguito, ovviamente, come sempre tutte le cose che seguiamo insieme con le varie regioni, che ha visto la sinergia di tanti attori, tante amministrazioni. Lì c'era la regione che in qualche modo ha finanziato, c'era il comune di Napoli che ha partecipato, c'erano tutte le scuole, c'era l'amministrazione territoriale, c'era il Ministero dell'Istruzione che ha fatto le telefonate al ministro, vedi, sbrigate a mandargli questo video, cioè, diciamo che c'è un mondo comunque che lavora per questo, ma è in alto, non per arrivare al Presidente della Repubblica, perché alla fine poi la colpa è sempre solo lui, no? Nello scambio di responsabilità poi si arriva sempre a Mattarella, no? Però è il governo di questo Paese che deve assumersi il discorso della musica nei contesti educativi di ogni tipo come volano importantissimo di crescita di questo Paese. Posso intervenire telegraficamente da amministratore? Non vorrei sembrare sgradevole, ma vorrei essere costruttivo. Posto che concordo pienamente con tutto quello che hanno detto sia Annalisa che Andrea, io vorrei soltanto che, e mi piacerebbe anche che la legge lo prevedesse, la bozza di legge, mi piacerebbe che ci fosse una logica secondo la quale da una parte hai alcune certezze che ti garantiscono la tenuta di un progetto, ma dall'altra tu fossi stimolato a raccogliere risorse da tutto il mondo dell'impresa, da tutto il mondo del terzo settore, perché altrimenti si rischia di perdere quel tipo di azione corale di cui parlava Roberto, che significa io do valore alle cose, anche se ci metto dei soldi dentro, e se io ho la disponibilità per farlo, e quindi l'ente pubblico non ha l'obbligo di intervenire perché c'è una povertà economica da sostenere. Ci sia questa possibilità e che si creino le condizioni perché ci siano dei progettisti che fanno progettazione europea, per cui manca, ma specializzata, che ci siano dei poli regionali che fanno progettazione europea per le iniziative culturali, di valore culturale. Su questo dobbiamo puntare, cioè mettiamo in rete non soltanto i nostri ragazzi nelle orchestre, ma tutto il tessuto sociale che gli sta intorno. No, è assolutamente, chiedo scusa se faccio una controreplica, allora non solo hai ragione, ma consideriamo che l'Italia è un contributore attivo della comunità europea, significa che diamo più soldi di quelli che riceviamo. Per quanto riguarda i progetti sia destinati diciamo al sud, quelli specifici per le cosiddette zone diciamo, da sviluppare, da rendere emancipate rispetto alle povertà educative, il Sud restituisce ancora il 70% dei progetti europei, 70%, significa che utilizza il 30% delle risorse. La Puglia tra le regioni del Sud è quella che ne utilizza di più, ne utilizza fra il 60 e il 70%, dipende dalle annualità. Quindi il punto è proprio quello. Noi siamo riusciti a vincere un premio Urbact come buona pratica europea e quindi per 3 anni abbiamo avuto dei finanziamenti che ci permettevano non solo di scambiare le buone pratiche, ma anche di implementare dei corsi di aggiornamento, anche comprare strumenti musicali, eccetera. Il punto è proprio quello, la sinergia tra pubblico e privato, tra investimento, che è quello che poi fece anche Abreu. Abreu dimostrò alle multinazionali del petrolio che per ogni dollaro investito nell'orchestra sociale c'era un ritorno di $5. Perché? Non solo un ritorno di risparmio per la comunità, ma c'era anche un ritorno reale perché si incominciava a creare un indotto culturale che produceva lo strumento musicale, il liutaio, l'assistenza, il tecnico di audio e il tecnico video, eccetera. E una serie chiaramente di filiere che nascono sinergicamente a delle azioni dovrebbero avere un monitoraggio. Quindi l'idea è anche quella che nel tempo si standardizzino dei progetti di ricerca anche di tipo economico che dimostrino che queste buone pratiche convengono. Considerate, giusto l'ultimo piccolo esempio, noi abbiamo fatto un progetto in un centro psichiatrico
Questa, la direttrice del centro psichiatrico chiese una ricerca sul nostro progetto e dimostrò che nel giro di un solo anno di progetto, in realtà furono 5 mesi, ci fu una diminuzione di consumo di psicofarmaci di 150.000 euro. Lei non solo l'ha dichiarato in pubblico, ma c'è una ricerca pubblicata. Il progetto costava 5.000 euro, quindi c'è un risparmio per le casse pubbliche di 145.000 euro. Considerate che un ragazzo messo in una struttura di accoglienza per minori costa alla comunità intorno ai 60.000 euro. Un detenuto penale costa 43.000 euro al netto delle spese mediche, e non vi dico il consumo di psicofarmaci delle carceri. Quindi, come ben diceva Antonio Tutolo prima, se noi salviamo anche solo un ragazzo con un'orchestra che costa 10.000 euro l'anno, perché il finanziamento regionale prevederà un budget minimo che permetterà però all'orchestra di sopravvivere e poi di cercarsi altre fonti di finanziamento, bene, con 10.000 euro io ho risparmiato, e ne ho salvato uno solo, va bene, ho risparmiato 37.000 euro, ho fatto risparmiare allo Stato. Il punto è incominciare anche a determinare una catena di studi che permetta poi di avere delle evidenze scientifiche, perché altrimenti il politico ci dice tu te la suoni e te la canti, insomma, e questo diventa poi purtroppo un loop che porta a poco, porta a noi a protestare e a essere consapevoli dell'importanza, però porta anche al politico a dire soldi non ce ne sono, io devo darli per forza alla casa d'accoglienza, se no il bambino resta in mezzo alla strada. Come diceva Antonello, a fronte di 1.000 che noi aiutiamo, ce ne stanno 10.000 che non riusciamo ad aiutare. Quindi dobbiamo incominciare davvero a pensare in maniera strategica e a veicolare anche delle ricerche che, oltre a dare dei conforti neuroscientifici sull'azione della musica, e ce ne sono, anche delle ricerche di tipo economico, incominciare proprio a dialogare con le università di economia e dire: ci calcolate quanto facciamo risparmiare a una comunità? Ovviamente loro sapranno quei test utilizzare, quali sono validati, quali sono i test ex ante ex post, però per noi sarà determinante un'azione del genere, che è quello che fece Antonio Abreu, e quindi questo. No, sempre per collegarmi alle buone pratiche degli amministratori. Una cosa su cui bisognerà sicuramente superare nel tempo, io capisco le difficoltà perché sono intuibili da musicista e anche da colui che insieme alla Flavia, appunto la mia presidente, e ai ragazzi è responsabile di un progetto in una città come in un paese come San Fior. Però pensiamo, se è vero che ogni scuola, ogni paesino inizia a avere una scuola a indirizzo musicale e un liceo, se non proprio ogni paese ha un liceo musicale, però l'incidenza delle scuole a indirizzo musicali nel territorio o nelle realtà consolidate come quella di Beppe inizia a essere importante, perché dobbiamo anche dirci, a Conegliano ci sono 2 scuole a indirizzo musicale, a Vittorio Veneto ce ne sono 2, a San Fior ce n'è una, se guardiamo. Però andiamo a vedere quante scuole di musica ci sono anche. E allora, se noi da amministratori, io dico gli amministratori anche, e noi operatori, dobbiamo iniziare a unire i progetti. Dobbiamo essere coloro che si fanno artefici di unire i progetti pubblici con quelli privati. Unire i progetti, sì, unire, trovare la sinergia tra le buone, cercare una scuola a indirizzo musicale a cui associarci, cercare un liceo musicale a cui associarsi e a cui andare a prendere i fondi, perché i fondi ci sono alternativi. Usiamo i microfoni, grazie. Certo, soprattutto per il pubblico a casa, altrimenti si perdono dei passaggi. Sì, stavo pensando effettivamente quello con i licei musicali o anche con le scuole, perché la mia domanda era questa. Serve una struttura come la mia adesso che ci stanno sviluppando così tanto i licei musicali o le scuole medie a indirizzo musicale? Questo è perché i soldi devono essere spesi bene sempre, no? E non buttati, non è un capriccio quello di fare una cosa privata. Io sono nata una cosa privata prima che le scuole indirizzo musicale esistessero. Allora, esiste una logica o è meglio chiuderla? Anche questa è una possibilità. O creare, stavo pensando anche all'interno, vicino al conservatorio, creare un dipartimento che non ha niente a fare, creare insieme a loro
una metodologia diversa, che loro, come diceva anche Antonello Farulli, sicuramente molto meglio di me, anche loro magari si devono svegliare e pensare che, o anche, come diceva lei, le orchestre di oggi saranno quelle orchestre del futuro. Anche creare all'interno, non utilizzare il professore di violino o clarinetto del conservatorio che magari non vuole cambiare la testa e non vuole applicare la sua didattica, magari creare all'interno della didattica. Prima si parlava anche con la nuova amica che i conservatori dovrebbero dedicare molto di più tempo magari anche alla didattica, perché creare Paganini, quando esce un Paganini ogni 10 anni siamo tutti contenti, ma magari avremo bisogno di tante persone che sappiano dialogare, didattica, che sappiano anche approcciarsi con empatia a tutto quello che si è detto, no? Allora io stavo pensando, non è che io voglio... Io sono consulente della Fondazione Carli Spezia, potrei anche dire si chiude tutto e magari... Ma io non so se devo fare quello, non vorrei fare quello. Magari sì, esatto, perché sono 7 anni di lavoro che facciamo. Sì, no, e questo mi fa molto piacere. Io sono qui per ascoltare. Sì, poi chiudo, appunto nell'ottica del superare il proprio orticello, il concetto è questo, noi dobbiamo superare, tutti dobbiamo tendere a superare il nostro orticello. Il convegno che c'è qua oggi, questo secondo me è la cosa più importante che ci portiamo a casa, almeno io che mi porto a casa, che la trovo come conferma con Andrea, con tutti voi che vi ho conosciuto oggi, con quelli che conosco, è ancora la conferma che qui non ci sono orti da difendere, qui non stiamo difendendo il proprio orticello, nessuno di noi difende il proprio orto. Per cui la cosa che dobbiamo veramente esportare, che la musica può esportare, che ci possiamo veramente fare artefici di questa cosa, è che se noi nel nostro piccolo riusciamo a dialogare con la scuola di musica del nostro paese, con la scuola di indirizzo musicale, con il liceo musicale, andiamo a proporre, ce ne saranno 3 che dicono di no, ma una che dice di sì lo troviamo. Questo è il concetto, anche se 3 dicono di no. Abbiamo parlato di amministratori, abbiamo parlato di dirigenti scolastici, lo sappiamo, ma il dirigente scolastico che ci appoggerà, io sono convinto che c'è. Bisogna andarlo a cercare, perché ce ne sono tanti di bravi, non sono tutti. Benissimo. Ma poi c'è una base che può convincere. Gli strumenti normativi ci sono delle norme, dei decreti che dicono che bisogna fare rete, che bisogna mettersi insieme. E bisogna però lavorare anche su questo. Lei dice io sono musicista, devo fare quello, invece no, noi siamo cittadini, dobbiamo fare tutto, noi dobbiamo impegnarci in prima persona a convincere anche una sola persona vicino a noi, perché il moltiplicatore poi funziona così, io convinco lui convince l'altro, e questo è la vera società, e l'orchestra ce l'insegna, insomma. Quindi gli strumenti normativi ci sono, bisogna spingere e battere sulle porte, creare reti e convincere gli amministratori. E con la forza della rete si possono ottenere tantissime cose, tante cose, perché poi gli amministratori lavorano sui numeri. A me spesso arrivano tante mail da un singolo docente che mi dice ma secondo me bisognerebbe cambiare così, ovviamente fanno delle proposte anche condivisibili, e io ho detto ma sei solo, mettiti insieme ad altri 50, 100, 200, 1000, prova a convincerli, vedrai come gli amministratori ti ascoltano. E poi il secondo problema di questo paese, la politica dura pochissimo, quindi c'è un continuo cambio di amministrazioni e continuo cambio di governatori, ed è molto difficile creare qualcosa che possa durare nel tempo se non ci sono persone che lo fanno durare nel tempo. Vedete, i progetti che sono stati presentati qui sono progetti ventennali di persone che ci hanno messo l'anima per una vita, noi stessi, io stessa. Ho 60 anni, ho cominciato che avevo 25 anni e ho avuto la perseveranza di continuare a fare sempre solo quello, perché questo vince, capito? Quindi è veramente molto difficile, però i cambiamenti ci sono. 30 anni fa, 40 anni fa, quando io ho iniziato a suonare,
studiare musica, non c'erano tutte queste scuole. Le scuole a indirizzo musicale erano 400, adesso sono erano 40, adesso sono 1850. I licei musicali non c'erano. I conservatori erano sempre quelli che gestivano anche la parte principale, ma tutto questo movimento non esisteva. Quindi non è vero che non cambiano le cose cambiano, lentamente ma cambiano. Probabilmente non lo vedremo noi, ma stiamo costruendo un futuro per chi poi lo vedrà. Benissimo, ci sono altri interventi? Non so, c'è un ultimo intervento del professor Fassina e poi purtroppo dovremmo chiudere perché stanno iniziando le prove dei ragazzi di là e quindi insomma che poi è la parte diciamo dimostrativa di tutto il convegno. Prego. Grazie. Sarò rapidissimo. Intanto devo ringraziare la dottoressa Spadolini e la dottoressa Longo perché oggi pomeriggio ho imparato molte più cose che nei 6 anni in cui sono stato presidente del Conservatorio di Padova. E ho visto 2 cose solo, perché ce ne sarebbero tante da dire anche dal punto di vista della formazione, che avete una grande quantità di progetti che sono pronti per essere finanziati, quindi non c'è da andare a chiedere niente, c'è solo da produrre dei progetti. Quello che state facendo è già stato detto e l'ha detto molto chiaramente. Quello che state facendo deve essere messo su un pezzo di carta, c'è l'Europa che è pronta a finanziare, prima cosa. La seconda cosa è che ci vuole una disseminazione di quello che è stato detto oggi, perché il mondo non lo sa. E adesso andiamo a sentire la musica. Bene. Va bene. Allora mi sposto qui perché... Allora io a questo punto ringrazio tutti i presenti di essere stati qui, di aver fatto rete, di aver partecipato fisicamente ma anche con l'anima a tutto quello che è stato illustrato, che è stato detto. Ringrazio ancora tantissimo il Ministero dell'Istruzione per aver sposato l'idea di questo convegno nella figura della dottoressa Spadolini. Ringrazio Andrea Gargiulo, che è stato preziosissimo sia nell'organizzazione, tutti quanti ovviamente, però lui diciamo che mi ha dato una mano particolare e non in ultimo anche come moderatore di questa sessione. Ecco, ci sarà un concerto più tardi, penso che molti si siano prenotati, non sarà in streaming, questo devo dirlo, però verrà eseguito poi un filmato che sarà un po' il sunto di tutta questa giornata. Grazie ancora da parte della Fondazione Ghirardi di essere stati con noi e viva la musica per tutti.